Siamo arrivati anche quest'anno ad una fase che io ritengo la più curiosa, la più intrigante e anche la più attendibile, quella in cui un artista si mette a nudo e si offre sul palcoscenico, eccolo, ad un pubblico che è diventato sempre più attento. E qui apro una parentesi, proprio perché nei precedenti anni la giuria, il comitato artistico, decretava alla fine di ogni serata un premio che si chiamava un certain regard, proprio all'artista che aveva impressionato di più in qualche modo la giuria. Quest'anno avrà un ruolo diverso che poi vi sarà ampiamente spiegato dal vicepresidente Ezio Nannipieri, e quindi avrà un ruolo da protagonista praticamente. Quest'anno abbiamo ormai da un po' di anni una rosa molto varia anche a livello di generi musicali presenti, dalla canzone d'autore classica fino alle ultime apparizioni che abbiamo accolto con molto piacere dell'hip hop e del rap, che quest'anno saranno presenti con i loro rappresentanti, artisti provenienti da tutte le regioni d'Italia che animeranno in questo periodo la città di Macerata. E quindi da questi 46 artisti poi sapete bene che ne dovranno uscire 16 che andranno al vaglio del comitato artistico di garanzia, quello composto da autorevoli professionisti della musica. Citiamo sempre i più famosi: Vasco Rossi, Claudio Baglioni, rappresentanti autorevoli sempre della prosa e della poesia, da Veronesi a Dacia Maraini, che compileranno la loro pagellina e decreteranno gli 8 che poi si contenderanno il primo premio, gli 8 che sono tutti quanti vincitori, ma si contenderanno il primo premio assoluto e gli altri premi per il miglior testo, la migliore interpretazione e la miglior musica. Quindi questa sera iniziamo come sempre, ormai è abitudine farlo, con dei prestigiosi ospiti che ci verranno a trovare ogni venerdì. E quando dico prestigiosi non uso un aggettivo a caso. Quello che abbiamo qua stasera con noi è un onore veramente averlo. Uno dei più grandi rappresentanti della composizione e della musica napoletana, ha collaborato con tutti, ha scritto canzoni per moltissimi artisti, non ultimo nell'ultimo periodo della vita di Roberto Murolo venne chiamato a collaborare anche con lui, e tutti conosceranno quel meraviglioso brano che è Con me, cantato appunto da Enzo Gragnanello, da Roberto Murolo e da Mia Martini. E quindi questa sera avremo con noi Enzo Gragnanello, che saluto. Come sempre abbiamo piacere di avere un augurio, 2 parole di incoraggiamento sia per noi che per gli ospiti che per gli artisti presenti, da parte di coloro che con affetto, stima e partecipazione ci sostengono da sempre, da quando questa nostra avventura è iniziata in questo paese. Il sindaco Romano Carancini, che invito a infoltire questa posizione. Buonasera a tutti, torna Musicultura e torna il fermento e l'emozione
in particolare partendo dalle audizioni che certamente sono già dietro il palco dello Sferisterio, vissuto dal live tra l'altro in un bellissimo posto, e per questo credo che sia giusto anche ringraziare la Filarmonica. Per noi è, come sempre, e senza che ciò sia scontato, motivo di grande soddisfazione ospitare Musicultura. Oggi credo che possiamo dire che è certamente una parte dell'anima di questa città, che riesce a esprimersi peraltro attraverso le molteplici espressioni, i molteplici profili che la caratterizzano. Penso alle università, penso alle associazioni, penso ai tanti giovani che vengono coinvolti, e il poter così essere da trampolino di lancio per i tanti giovani artisti che da qui possono partire. Mi piace ricordare, non so se sia un merito, ma io penso che insomma che una delle artiste che credo l'anno scorso ha calcato il palcoscenico dello Sferisterio e anche della Filarmonica, stasera Chiara dello Jacopo, stasera è in finale a Sanremo. Significa che un po' la cultura della musica, anche nella più importante, almeno dal punto di vista pubblico, manifestazione della canzone italiana, ha cominciato ad accorgersi e aprire gli occhi. Io credo che l'apertura degli occhi, soprattutto e anche grazie a Musicultura, non possa che nobilitare questa manifestazione, ed anche per questo noi ci siamo e ci saremo. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Volevo sottolineare che noi proviamo a fare queste iniezioni di cultura musicale intelligente e piacevole. Abbiamo cominciato con Cristicchi, con Povia, adesso con Chiara dello Jacopo, ma è dura fare delle iniezioni di cultura intelligente a un festival come Sanremo, è molto dura. Però ci proviamo comunque ogni anno. Abbiamo sempre avuto al nostro fianco due sostenitori, noi li chiamiamo partner culturali, Luigi Lacchè dell'Università, rettore dell'Università di Macerata. Grazie Piero, buonasera a tutti. Questo è veramente un appuntamento che ogni anno si ripete e partecipare è una gioia. Io ho visto negli anni il piacere degli studenti di prendere parte alla macchina organizzativa, la giuria, le attività legate ai servizi del festival, Shusha, insomma tante iniziative. Stamattina abbiamo fatto la seconda giornata della giornata appunto di orientamento, delle giornate di orientamento, c'erano tantissimi ragazzi. E tra le cose che ho detto è che certamente i ragazzi vengono a Macerata per fare i corsi universitari, per seguirli, però non basta, vengono a Macerata perché trovano un ambiente vivace da ogni punto di vista, e Musicultura è un pilastro di questa, credo, visione della città, e ci metto ovviamente dentro anche l'Ateneo. Quindi siamo ottimi compagni di strada e spero che questo viaggio possa continuare come in questi anni, sempre meglio. È difficile perché il livello qualitativo che ha raggiunto Musicultura credo sia davvero un punto importantissimo. Mi piace ringraziare gli amici dell'università, vedo Marcello la mattina che dedica tanto impegno, Paola Nicolini, e soprattutto ringrazio le studentesse e gli studenti che svolgono queste attività, lo fanno con piacere, ma a noi fa piacere che siano qui con noi. Grazie. Flavio Corradini, rettore dell'Università di Camerino. Bene. Buonasera, anche da parte mia ringrazio Piero e tutto lo staff per questo appuntamento
al quale partecipo sempre con grandissimo entusiasmo. Tengo molto a sostenere le tante ragazze e i tanti ragazzi che popolano il nostro paese di tanta creatività e fantasia. Tengo a sostenere la musica bella e di qualità. Tengo ad accompagnare le nostre ragazze e i nostri ragazzi ad ascoltare la musica di qualità. E concludo con un augurio, naturalmente, un augurio a chi salirà su questo palco, indipendentemente dall'essere poi vincitore o meno. Spero ed auspico che saranno degli astri musicali, in questo caso, le cui onde musicali si propagheranno per i prossimi almeno miliardo di anni come le onde gravitazionali che abbiamo comunicato proprio ieri. Infine un grazie già citato dal sindaco Carancini alla Società Filarmonica, che veramente ci ha sostenuto per tutti questi anni, ci sta ospitando, e un grazie particolare nella figura del presidente Alfonso Cacchiarelli. E quindi in questo piccolo scrigno, che poi tanto piccolo non è neanche, diamo il via a questo segmento importantissimo del Festival di Musicultura, dopo aver sentito le spiegazioni sul motivo per cui il pubblico diventerà uno dei veri protagonisti quest'anno. Ci siamo molto modernizzati, mediaticamente siamo all'avanguardia. Buonasera. Io direi di abbassare intanto le luci in sala e di partire con la sigla. Guglielmo Regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina. Voglio sentirmi uguale, un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grande, già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande, già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Il padre di mia moglie mi aveva sempre detto non portarla a letto dove dormo, dove se posso sogno, dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grande, già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande, già,
girare tra le favole in mutande. Ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Benvenuti. Benvenuti e buonasera a tutti voi che amate le canzoni. Speriamo di trovarle insieme qui in queste 9 serate di audizioni live di Musicultura. Un saluto anche a chi ci segue in streaming, grazie anche alla connessione messa a punto da Connesi. E i due rettori degli Atenei di Macerata e di Camerino che sono intervenuti prima hanno parlato di studenti che ormai da tanti anni intersecano le loro esperienze, i loro percorsi formativi con la vita di Musicultura. Anche quest'anno è così e io vi chiederei di accogliere con un applauso le due giurie studentesche che stasera sono all'opera per la prima volta e per loro è un po' come rompere il ghiaccio. Alla nostra sinistra ci sono gli studenti dell'Università di Macerata, alla nostra destra gli studenti dell'Università di Camerino. Al tavolo centrale, ricordo che spetta loro, oltre che assisterci in fase consultiva durante tutte queste serate, spetta loro il compito di scegliere uno dei 16 finalisti che usciranno fuori da queste audizioni. I restanti 15 finalisti saranno designati dopo lunghe discussioni e scrupolose discussioni dai membri della commissione d'ascolto che siedono al tavolo insieme a me, a partire dalla mia destra, Roberto Giambò, docente presso l'Ateneo di Camerino, Marco Maestri, musicista e compositore. Alla mia sinistra Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura che già conoscete e avete sentito parlare. Stefano Bonagura, giornalista e critico musicale. E Marcello Lamatina, docente presso l'Università di Macerata in filosofia del linguaggio. Io sono Ezio Nanni Pieri e vi volevo introdurre meglio la novità di quest'anno, cioè quella del telecomando e della possibilità di esprimere la vostra preferenza al termine di ciascuna serata per l'assegnazione del premio del pubblico. Ogni poltroncina è dotata di un telecomando, penso che lo avrete notato, alla sinistra dei vostri braccioli. Adesso è in fase giacente, cioè è spento. Al termine della serata, quando sarà il momento di voto, ve lo diremo noi, sarà sufficiente premere uno qualsiasi dei tasti per renderlo attivo, dopodiché premere il tasto 1, 2, 3, 4, 5, a secondo dell'abbinamento con l'artista che avrete ascoltato precedentemente, e dopo 30 secondi conosceremo l'esito. Ci è sembrato che questo fosse non solo bello ma anche necessario dopo tanti anni di esperienze fatte insieme, in cui abbiamo notato che giustamente non sempre anche le impressioni del pubblico corrispondono alle nostre, e quindi fosse giusto anche tastare meglio e aritmeticamente il vostro gusto.
Quindi, trattandosi di una prima volta, abbiamo anche il bisogno di testare il sistema e in apertura delle audizioni, quindi vi chiederei di attivare il telecomando e di provare di fare una votazione di prova. E abbiamo pensato che sarebbe stato utile interpellarvi per la formazione del cast della prossima edizione di Musicultura. Per cui vi faremo vedere le immagini di alcuni artisti, dopodiché capiremo qual è l'artista che più desiderate. Pregherei quindi di partire con la prima immagine. Bob Dylan, numero 2 Prince, Stevie Wonder, numero 3, Mina, numero 4, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, numero 5. A questo punto vedremo tutte le foto insieme. Noi speriamo che inoltrando la richiesta di invito assieme all'esito di un referendum popolare questo possa servire a abbassare i cachet e nel caso di Mina farle fare un'inversione di marcia totale rispetto alle sue scelte degli ultimi 40 anni. Allora, facciamo partire il voto. 3, 2, 1, si vota. Vedo un timer alla destra che è bloccato, spero che questo non significhi che la prova di voto sta fallendo miseramente. Poi qualcuno è ripartito, ecco, sta andando. Comunque ho visto che hanno toppato ieri sera a Sanremo, possiamo toppare anche noi stasera in prima, specialmente in prova, dai. Sta scorrendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, Mina, 40%. Vabbè, andremo in delegazione tutti insieme a Lugano, prepariamoci. Vi ringrazio, sembra che tutto funzioni. Quindi siamo pronti per tornare al vero contenuto delle audizioni, cioè ai primi 5 artisti che ascolteremo stasera, e cominciamo con i Thalè. Benvenuti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti qua a Musicultura. Ieri abbiamo viaggiato a lungo, veniamo dalla Sicilia, da Ragusa, la provincia più a sud d'Italia, siamo più a sud di Tunisi. Noi raccontiamo le storie della nostra gente, della Sicilia, parliamo d'amore, di riti magici e di filastrocche. E questa canzone che vi stiamo presentando è la storia dell'incontro di un amore, quando uno va a cercare una ragazza, la può dire a Castidda, diventa la farfalla con la stella, che è questa ragazza particolare che ha una stella in fronte, uno la vede lei, allora me la devo sposare. Mietito. Nico io a cominciare a sicurare i poderi in ta via, fino a quando l'anno so a diventare e di vosi incagliare una mia, e di vosi incagliare una mia.
e ne vosi incagliare una per mia. Così che a cercare tutte le banne per mare ciume e voschere e conciate, dandomi a Lucrista San Giovanni, pure a 100 paesi e 1000 strade, a domandando su da via passato, ma mia un'ora chi ste ora chi da, pensai che su tu era destinato, sopra la testa ci vediamo una stita, sopra la testa ci vediamo una stita. Sopra la testa ci vediamo una stita. Quando egli non vi lo può zurire, né quando putti riporta incagliari, capi con dalle maternate e siri, 50 non potessero abbastare, se mica sogno vivo ven a dire. Che fu guardato di nostro Signore e con tanta pazienza e tanta firi che gli hanno potuto vestire amore, che gli hanno potuto vestire amore, che gli hanno potuto vestire amore. Mi la vai con zucchero e comeli, la tira 100 ci vicini mangiare, mi compari una stita di licevi, ci misa niente ma portarla a dare. Ci misa niente ma porta all'altare, ci misa niente ma porta all'altare. Passato già l'annata, noi abbiamo una bella piccerita, ma mentre la tagliava all'ampizzata, capate stuzza si pusa una stita, capate stuzza si pusa una stita, capate stuzza si pusa una stita. So come vai non me lo posso dire, oh che miracolo, oh che meraviglia, ancora io non mi faccio persuaso, sua puttana la maggio e la figlia, sua puttana la maggio e la figlia, sua puttana la maggio e la figlia, na na, na 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 na. Grazie. Ci sono momenti importanti nella vita di ognuno di noi e questi momenti particolari hanno bisogno di un qualche cosa, di uno scongiuro, di un rito per ottenere un risultato, per farle andare bene queste cose. Allora noi abbiamo scritto questo pezzo considerando che il matrimonio, essendo un momento molto importante, c'era bisogno di un rito affinché una ragazza, la ragazza che intendiamo sposare, non ci faccia le corna. Quindi questo è lo scongiuro per chi vuole sposarsi e non vuole le corna. Scongiuro, per così tu si può fare e corna non vuole. Come Balduino, re fave carregato, dove mi era ciana, cos'une ti ha accordato, e come lo vedi, buon'arma rissamà, e tacci fece in zicca, sapeva fermare, ci risento stasera, di Pasqua da fermare, e paro i fave, di rida a scaricare, per chi c'ha misuranza, doccia risponeo, che mi faceste zitto, senza cosa c'ho io,
Tamaggia te nalato, mai consigli tente, o pane cocodietto, da tavola seccemente, bottare sangue quando corpo ci venne, se giusa che l'arma, ditta manco tenne, scava un moretto senza mancinato, invece l'umozzone, sa mangia ci ha portato, se Pasqua cario, fu con lo suo padrone, tu non sei lo primo nell'ultimo mincione. Da cinconzi, da musica per serie, carino menelito, puoi fare un cavaliere, non parlare poi, le cozze dalla chiesa, luoga verità, atto, c'è tanta attesa, sa che tu che ha fatto, lo torna ancora a fare, questo figlio mio, le pena da pigliare, sa cosa è come è nata, me ne faccio vanto, non mi ci può aiuto, non ci può essere riscatto. La mirata riovarizzata vai con Panagliano mi sa di non giù c'è mattini sempre quando lui a tu canta vedi che Pasqua diventa santa fai una croce in terra da lì che da lì e poi ti fighi mano e dici a così fai una croce in terra da lì che da lì e poi ti fighi mano e dici a così senti sull'armale ma che non si lo coccolo pagoccolo e solo rezzo lo scursario, lo rospedo medario, il suo casino all'uovo. Alla mezzita scippici lo gioco, il viaggio filare monaco salato, il quattuccellino, un ginescio a portesino, il suo casino all'uovo. Il suo figlierino, scippici lo gioco, scippaci lo culo pezzo, portalo con te a spenisci vola, 9 miglia sopra la luna. Allo passo di Gravara, dallo pietto para centenara, allo passo di rovina, cozze di carne come la guagina, e vicino d'un menù di giuliulena, tanti goccia da tanti riolera, e vicino d'un menù di canna usa, tanti goccia, tanti vetusa, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo. Allo passo di Gravara, dallo ghetto lo para centenara, allo passo di rovina, lo sei di carne come la guagina, e ti cielo d'un menone giuliulena, tanti goccia da tanti riolera, e ti cielo d'un menone canna usa, tanti goccia, tanti vetusa, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo, scippici lo vieccio, ciandaci lo nuovo. Grazie. Ero piccolino, mio nonno mi teneva fra le braccia e mi raccontava una filastrocca che mi rassicurava. Non ne capivo il senso, non capivo neanche le parole, ma mi piaceva che lui la ripeteva sempre. E dicevo, nonno, ancora, nasca patasca. Patasca, parente la musca, e veni la musca, ci caga la nasca. E se la nasca cagata la musca, nasca patasca, parente la musca. E se la nasca cagata la musca, nasca patasca, parente la musca.
e povera nasca, cagata la musca, fede si storce, e tutta s'allasca, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca. E se s'allasca, si storce la nasca, e povera nasca, parente la musca, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca. E sopra la nasca, la musca sta via, mentre la nasca, si gighi di dia, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca. Parenti la musca, vedi la musca, ci caga la nasca, stanno la musca, la nasca sul ciglio, una scappata che la musca se ne, stanno la musca, la nasca sul ciglio, una scappata che la musca se ne, e la scappata, parenti la musca, vedi la musca, ci caga la nasca, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca, e se la nasca cagata la musca, una scappata a scappare e tira la musca. Grazie. Grazie. Buonasera ragazzi, benvenuti a Musicultura. Sono qui al centro. Sì. La vostra storia è piuttosto lunga, dalla formazione al di là degli ingressi successivi sono 20 anni di attività. Io immagino che in tutti questi anni ci sia un'evoluzione nel lavoro che voi avete svolto. Da quello che sentiamo, come capita spesso quando si usa il dialetto ha un'importanza da un punto di vista ritmico clamorosa. Sicuramente facilita il lavoro da un punto di vista ritmico, la scansione proprio delle consonanti, in un certo senso, vi aiuta. Quanto di musicale c'è nella costruzione del testo, nei vostri brani? Risponde Gianni. Quanto di musicale? Io direi che c'è tanto di musicale e tanto di dialettale. Nel senso che una cosa tira l'altra. Spesso dialetto e musica si confondono e c'è un ritmo che emerge in una frase, in un'esclamazione, in un dire qualcosa con un senso fortissimo che ha la stessa risonanza di una nota. Per cui
non è stato facile, ma è stato bello vedere che musica e parole si incontrano. E c'è un momento in cui si incontrano, è lì che a noi piace legare e soffermarci. Tutte le volte che ci capita componendo che la musica si incontra con una parola, che si incontra con un contrattempo, con un ritmo, con un accento, con una pausa, e allora lì troviamo la gioia di scrivere e di continuare a credere nel nostro lavoro. Grazie. Sono qui. Benvenuti anzitutto. Grazie. Io trovo molto belle le vostre spiegazioni dei testi, trovo però che sia molto difficile seguire per chi non possiede strette conoscenze, e quindi vi vorrei chiedere 2 o 3 cosette veloci perché tutti possiamo beneficiare. Innanzitutto, tutte e tre le canzoni sono scritte nello stesso dialetto? Sì, certamente. E c'è una differenza tra la prima e le altre 2, perché la prima sembra essere più recente, è narrativa, racconta una storia, le altre sembrano appartenere invece a quel repertorio di canzoni, di canti popolari, per esempio quelli di Favara, che raccolgono tipici elementi della cultura contadina. Lo scongiuro, per esempio, il non volere essere... È così effettivamente? Sì, è così. Tenga presente questo. Noi abbiamo fatto uno studio antropologico anche per poter raccontare qualcosa delle nostre tradizioni. E allora la canzone Scongiuro che abbiamo scritto di recente è tratta da un racconto antichissimo scritto da Serafino Amabile Guastella, che è questo autore siciliano sconosciuto ai più, ma di grande levatura. E racconta una storia accaduta. E allora gli usi e costumi della gente, dei contadini una volta e dei nobili, che soprattutto magari a quei tempi, approfittando della loro situazione di superiorità, magari costringevano le loro inservienti, le loro serve ad avere dei rapporti con loro, e quindi c'erano tantissimi figli naturali. E abbiamo voluto raccontare questi momenti per dire che ci sono anche come dire, momenti in cui si può perdonare con qualche cosa. Una volta una ragazza che andava a letto con qualcun altro era leggera, era da non sposare, però in quel caso, visto che era costretta da un nobile, era giustificata, diciamo, non era una cosa insomma particolarmente brutta. Ma comunque si recitava questo scongiuro che noi abbiamo, come dire, voluto portare a conoscenza della gente. La prima canzone, Apuddira Castiglia, La farfalla con la stella, l'abbiamo scritta un bel po' di annetti fa. Certamente il tema è quello nostro, dell'andare incontro alle ragazze, di inseguirle, assicutare, inseguirle. Scusa, mi intrometto, io però penso che quello che volevo dire è che per assurdo le nostre ultime produzioni hanno un dialetto più arcaico, più antico. Queste ultime produzioni, invece le prime, come Apuddira, che è più vecchia, hanno un siciliano, diciamo, un po' più conosciuto, un po' più postmoderno, parolone. Però diciamo che per il nostro, cioè volutamente nel nostro lavoro di ricerca c'è il prendere un tipo di dialetto che non è più in uso, non è più corrente. Infatti lo scongiuro l'abbiamo lasciato così come l'abbiamo trovato, non abbiamo cambiato niente. Abbiamo elaborato il resto della storia mettendola in versi, ma lo scongiuro l'abbiamo lasciato così come originale. Grazie ragazzi. Poi parlando alla lampadina. Stavo per parlare con la lampadina, non con il microfono, per questo voi non vedete dall'lampada, forse è meglio. Sono molto simili, la stessa curvatura. Diamo più luce alle parole allora. Io volevo farvi i complimenti per la qualità del suono, l'impasto timbrico, la nitidezza dell'arrangiamento, che sono cose che si conquistano, non si trovano per strada, per cui questo anzitutto. Grazie. E poi una curiosità, siamo circondati da un mare di informazioni che rischiano di diventare per le nostre menti un elemento che ci distoglie dalle cose che ci interessano veramente di più e conosciamo più da vicino. Quindi succede che nei libri, nei film e nelle stesse canzoni si parli di argomenti per sentito dire, oppure perché li ritroviamo
esposti su tutti i media possibili. Nelle vostre canzoni invece questo non succede, non solo si guarda a ciò che si conosce, ma si guarda anche a ciò che si è depositato nel tempo e che rimane. È un po' in controtendenza rispetto a ciò che ci circonda. Volevo chiedervi se il vostro pubblico è già un pubblico selezionato, cioè pronto per comprendere ed accogliere quello che fate, o se vi capita di suonare anche in contesti dove in qualche modo c'è un pubblico che vi ascolta per la prima volta e che reazione ha. Si risponde. Ci affidiamo un po' alla musicalità, diciamo, delle parole, nel senso che poi magari successivamente questa sera abbiamo dato delle chiavi di lettura perché ci rendiamo conto che è impossibile capire, neanche noi capiamo tutto, no? Però insomma è difficile a volte, quindi ci affidiamo un po' alla musicalità delle parole e a quello alle suggestioni che dà la musica. E poi chi si appassiona a noi magari nasce in lui questa curiosità di capire, sempre legato al discorso del dialetto un po' arcaico, secondo me in controtendenza alla globalizzazione, più la localizzazione, non solo guardare a quello che abbiamo depositato. Infatti proprio la dedica del nostro disco è ai nostri nonni e ai nostri nipoti, per quello che abbiamo preso e per quello che lasceremo dietro. E questo secondo me è il senso della musica popolare, arricchire e rivitalizzare il repertorio. In questo caso quello sicuro, che insomma questa cosa di reinterpretare sempre crea un po' di confusione. Tutti reinterpretano la Balistreri, per esempio, che è una delle più grandi, però quasi questa povera Balistreri adesso cerchiamo di dare un po' di spazio anche alle cose nuove, alle cose genuine, alle cose spontanee, soprattutto alle cose sconosciute, soprattutto se in questi racconti, se in queste musiche ci sono dei racconti dietro, delle storie. Che ci appartengono. Grazie. Grazie a voi. Grazie, inchino, 1, 2, 3, inchino. Lasciamo il tempo necessario per terminare di settare il palco. Allora, sembra che ci siamo, giusto? O manca ancora un po'? Ma nelle prossime serate potremmo anche pensare di utilizzare questo telecomando per dei sondaggi istantanei durante i cambi palco, magari alla fine delle audizioni avremo uno screening, diciamo, sondaggistico completo.
Buonasera, e come ho detto anche ai fonici oggi, per citare una canzone che cantava Fiorella Mannoia, siamo così dolcemente complicate. Grazie della pazienza. Non c'è problema. Allora, ci avete fatto vedere in cosa consiste un cablaggio, mettiamola così, sappiamo ora benissimo che cos'è. Benvenute e diciamo chi siete? Kitchen Machine. La prima canzone che vi facciamo ascoltare potete trovarla sul nostro canale YouTube e cercando Ti ricordi quando ci hanno escluse dalle cheerleaders Kitchen Machine. Bene, perfetto. Ok. Sì, vai. Non so se ricordi quando ci hanno escluse dalla squadra delle cheerleaders? Non eravamo tipe da cheerleading, non eravamo tipe da cheerleading, non so.
non eravamo per i piegamenti, non eravamo per le convocazioni, Per fortuna che questo testo ha qualcosa di grottesco e quindi credo che abbia... ci sono stati dei problemi tecnici, speriamo che almeno il testo della canzone sia arrivato. Cambiamo completamente atmosfera e andiamo ad eseguire un brano il cui testo è ispirato ad un bruttissimo fatto di cronaca dei tanti che sentiamo, in cui più spesso le donne vengono uccise dal proprio compagno, e il brano si chiama La sposa. Tace la notte, scende sulla strada, cammini lentamente verso casa. C'è una finestra con la luce accesa, dietro la porta un'ombra nell'attesa. Tace la notte, complice bendata, e lui ti aspetta sola sotto casa, con un coltello vuole farti sposa e cancellare il nome di Anna Rosa. Sanguina, amore mio, ti tengo stretta, io non ho colpe, non mi hai dato scelta. Grida la notte, cala su una rosa, la sua promessa folle manteneva. Colorerò i tuoi petali di rosso, non c'è pietà, non sentirò rimorso. Sanguina, amore, muori senza fretta. Tu mi hai lasciato, non mi hai dato retta, e il rosso sarà l'ultimo colore per chi cercava solamente amore. Adele Pardi, voce violoncello.
Siccome nel prossimo brano ho un sacco di effetti con la loop station, ho sentito che prima c'erano dei problemi, magari, ma forse ora sono risolti. E io non lo so. In caso di problema fermatevi, No, infatti. li risolviamo. Va bene. Notte d'inverno come tutte le altre, calzini sfigati, tristezza di serie, il computer è acceso, nessuno s'affaccia, la foto di Arianna è così popolare e lei non riesce a capire. Lei non riesce a bucare, si aggiusta i capelli e intanto si spara una posa sul letto, cercando il lato migliore, puntando uno sguardo intenso che risulti anche casuale. A voi, che in pochi la visualizzate, dipende da quanti mi piace, contare qualcosa in rete, quindi non la deludete. Notte al coperto, tutti sono svegli tra il fai da te e il grande aforisma. Si scopre un po' il seno, c'è un vecchio che apprezza, si posta commenti, si risponde da sola. Lei e i suoi finti profili. Lei, i seguaci che iscrive. Si spara una posa sul letto, cercando il lato più folle, mostrando uno sguardo duck facing ma anche un po' intellettuale. A voi che invece volete guardare l'ultimo video di Arianna, distruggerà i vostri commenti dal profilo Fataventi. Per voi non sa più cosa deve inventare, balla mezza nuda sul letto, si strappa il reggiseno cantando Paranoid dei Black Sabbath. E voi che pochi la visualizzate, possibile non la notiate, godetevi questo canale prima che finisca male.
buddista su Facebook, sorride di gioia su Facebook, si spara la vita su Facebook. Ok, mi dispiace, ci sono stati veramente un po' di inconvenienti. Noi abbiamo deciso di andare avanti comunque, però ecco, insomma, non siamo sicure che sia arrivato il testo, non so, ci direte voi. Ecco, mi dispiace, solo questo. No, il testo è arrivato, nonostante i problemi del primo brano soprattutto. Allora, io volevo chiedervi, volevo approfondire un aspetto rispetto ai brani che abbiamo ascoltato. In particolare l'ultimo mi ha suscitato questa domanda. Parliamo del processo creativo. Mi chiedevo se voi, quando componete questi brani, partite da una linea melodica alla quale cercate poi di dilatare i confini e i connotati, o se invece partite da un'idea precisa di un effetto particolare che vi faccia un po' da guida per tutto il percorso compositivo. Noi non seguiamo sempre lo stesso metodo per scrivere un brano, anche perché già solo il fatto che a volte scriviamo in due, a volte scriviamo o io o lei. In particolare questo brano è nato in un modo molto semplice e poi si è sviluppato dopo in un modo molto complicato, perché noi abbiamo deciso di giocare molto con la struttura senza darci limiti né di durata né di genere musicale. Quindi l'idea primordiale di questo brano è nata stranamente testo e melodia insieme con si spara una cosa su Facebook, ma io così, proprio mentre facevo le pulizie di casa praticamente, non so perché, cosa che non mi capita mai, in genere quando scrivo sono in un momento particolare, concentrata, invece non so, in una leggerezza di un momento mi è venuta questa idea. È stato uno dei primi brani con cui io ed Ele abbiamo collaborato ed è stato molto bello, in particolare in questo lei è entrata con il suo background diverso dal mio, perché lei ha una formazione molto ampia, molto completa, viene dalla musica classica. Allora è stata lei per esempio a suggerire il fatto di farne una rapsodia. Quindi la struttura poi, che nel mio provino iniziale era molto più semplice, si è sviluppata su questa sua idea di fare una rapsodia, e come poi si sente anche su questo arrangiamento vocale alla fine abbiamo giocato anche con dei cori che non sono cantati magari in modo classico, ma hanno qualcosa anche dell'arrangiamento classico. E quindi è stato veramente ci siamo divertite molto nel processo creativo di questa canzone. Spero di aver risposto. Sì, benissimo, perché tra l'altro appunto l'aspetto melodico comunque rimane ben evidente in questo brano, nonostante tutto il vestito che ci ruota attorno. Per cui sì, avete soddisfatto la curiosità. Grazie. Ciao Chiarastella. Parto da te perché, se non ricordo male, tu sei già stata qui a Musicultura e già allora tendevi ad una forte ricerca vocale, no? Questo caratterizza anche questo nuovo progetto, sicuramente, su un terreno che è così semplice da un lato per gli elementi, in fondo pochi, che usate, al di là di quanta elettronica ci mettete, ma sono pochi. Nello stesso tempo è molto complesso, perché per esempio nell'ultimo brano ci si può sentire, come voi dite, oltre che la musica elettronica, ma la Francia, Satie, Ravel, qualcosa del genere. Non è facilissimo
che si incontrino due persone che hanno delle caratteristiche così precise e anche così, in qualche maniera, rispetto al canone pop basso e poco ricercato, così fantasioso. Ecco. Come vi siete incontrati? Molto semplicemente. La domanda è semplicissima. Un'amica in comune, una regista teatrale che è Carmen Giordano, una regista di teatro, nostra grande amica, a cui io avevo espresso il desiderio appunto venendo dalla precedente esperienza, che per me è stata bellissima e molto importante, però dopo una pausa da quell'esperienza lì, in cui avevo un gruppo di 5 elementi, insomma era un progetto diverso, le avevo espresso il desiderio di costruire un progetto molto piccolo con un'altra musicista, e mi sarebbe molto piaciuto che questa musicista fosse una cantante strumentista, possibilmente che suonasse uno strumento che non fosse magari proprio il pianoforte o le tastiere che suono io, ma più popolare. E lei immediatamente mi ha fatto il nome d'Adele, e io la ringrazierò sempre tantissimo, perché devo dire veramente, anche dal punto di vista umano, posso dire dopo quasi 3 anni di collaborazione che ci siamo trovate. Ora tocca a te. Sì, io ricambio proprio la stima reciproca che abbiamo ognuna nei confronti dell'altra, in particolare generi completamente diversi che si uniscono, che è la forza un po', io credo, della musica, che deve essere la forza della musica in questo periodo, secondo me. Generi che si uniscono, mescolanze, apertura mentale, ecco, per cui, ecco, niente. No. No, vabbè. Grazie. Ci sono altre domande? Ciao, senti, per me soltanto una curiosità, così, tanto anche un po' per conoscervi meglio. Io qui leggo nelle note di presentazione che vi definite un po' al confine tra gruppo musicale e marchio di produzione, vorrei capire un po' che cosa significa. E poi proprio una curiosità così stupida, da dove viene il nome Kitchen Machine? Ok, rispondo alla prima domanda. Sì, questo è un momento dove portare avanti, è sempre stato difficile portare avanti un progetto, finché non arriva un grosso ritorno economico, è difficile, soprattutto quando si tratta di inediti, soprattutto quando uno come noi si toglie la soddisfazione di mettere in campo qualcosa in cui si riconosce, mettendo in campo il proprio gusto e un po' anche, passatemi il termine, fregandosene di quello che è la risposta, cioè senza avere la frenesia di dover piacere a tutti, ecco, semplicemente questo, perché poi noi in realtà la domanda di come i nostri pezzi arrivano agli altri ce la poniamo e cerchiamo comunque un lavoro anche sulla comunicazione verso il pubblico, però non abbiamo come primo intento quello. E in un momento, la premessa era, in un momento in cui è così difficile portare avanti un progetto, secondo me bisogna stare un po' al passo con i tempi e inventarsi modi nuovi. In più c'è da dire, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista, io per quanto giovane ho comunque iniziato ad avere un po' di anni alle spalle e ho allargato le mie competenze, non mi sento solo una cantautrice, mi sento una produttrice anche, quindi avevo bisogno di fare un progetto dove non per forza io dovessi essere l'interprete di tutti i brani, e un progetto aperto, libero. Noi diciamo sempre che potrebbe essere che il prossimo album di Kitchen Machine non saremo noi le principali interpreti, magari ci sarà una voce completamente diversa come ospite o uno strumento completamente diverso. Da questo punto di vista è anche un po' un marchio di produzione, perché non è detto che la stessa formula si ripeti sempre, ma è il marchio Kitchen Machine che vorrebbe seguire vestiti diversi e darsi degli obiettivi anche tanto diversi uno dall'altro, se ho risposto. E Kitchen Machine alla fine non ricordo, ma ricordo questa lista che alla fine avevamo una scadenza per cui dovevamo finalmente scegliere il nome del progetto, cosa difficilissima come anche spesso per i titoli dei brani.
E mi ricordo questa lista lunghissima di possibilità spuntate. A un certo punto Kitchen Machine in qualche modo, kitchen è la parte, in due parole unisce la parte di intimità, perché la kitchen, la cucina è uno dei luoghi, trovo, più intimi della casa, no? Dove si invitano gli amici a prendere un caffè, un luogo di condivisione, però molto intimo. E la machine è no, non c'è più, ecco, la machine è la parte, diciamo, elettronica. Grazie, in bocca al lupo, vi salutiamo. E adesso diamo il benvenuto a Peppo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, salve, il mio nome è Peppo e faccio rap, non si direbbe. Stasera eseguirò 3 brani e in effetti per me è la prima volta fare dei pezzi rap, un po' di musica in un teatro, cioè su un palco del teatro. Di solito noi facciamo sempre rap nei baretti, nei localini, queste cose qua, e stasera avere un impianto del genere, con una giuria del genere, un teatro del genere, in effetti un po' di c'è, quindi vorrei sentire un po' d'amore al 3. Mi fate un applauso al 3? 1, 2, 3! Grazie. Ok. Ok, stasera con me ho una macchinetta che si chiama Loop Station, la quale è una macchinetta che ripete cose. Questa macchinetta ripete cose. Questa macchinetta ripete cose. Questa macchinetta ripete cose. Questa macchinetta ripete cose. Ok, perfetto. E il primo pezzo lo facciamo così. Perché mi trovo qui, non saccio manghi. So solo che ora io un momento per sta per partì a così. Prettati in dei galassi, scordata di sacceca. Qui non fa per me now, anche l'infinity and beyond. Forza pure troppo, a cecca un coppo d'esca dopo botti drag and drop. Cerchi fa pulizia, almeno in partananza all'occhio. Pure si incapa rima, non stesso disordine a capo sacco. Che ora serve il giusto mood, pa' secondi incapate. Musica come food, pure a voce calata. Ondeggia come dude, tengo bisogno lata. Un pisciacudo sto qui ma non ora non mi scedata. Un goccio d'acqua mi fa arrabbiare, mi fa tornare a ca. Ma nel suo scorrere io continuo a fluttuare. E navigo, rinda stu mare, fantasia, voglio tornare, mi fa partire. E per ora me ne sto qui, ogni cosa può cagnare. Come tempo che passa e se ne va, oggi a cari rimane là. Ma l'importante è da cosa che ti fa scordare. Allora qui, ora, adesso non ti sto dando l'ora che con la pensi me stesso. Se poco fa, anzi tu mi scusa. Sì che sta songa, che sta tenga e che sta daronga la mia anima.
E se sto qui è perché sì, forse chi sto momento che fossarielli ipocrisi si fanno monumento. Rongano che a sturi l'orge che cammino vuole sa fermare, ma inesorabilmente va. E poi tramenda la musica va, ma na tu passando guarda e se ne va. Già, se crede che sono pronta a zecca, va. Trova qua giorni chi sta pazzare, ma viene a pigliare, ma porta qui sola da là. Ma chi mi sente un genio, grazie a genio la tua scura già può fare con me, non tiene chance con me. Pure perché io faccio lotta, ma aspettando tinto lieta con me. E mo che si fa, o sai che ti riga sei io sto qua. Mio caro amico, io per caso in me passaggio ogni cosa può forniva. Da tempi snausaggio sulla chiore qui ogni cosa può cagnare. Come tempo che passa e se ne va, oggi a cari rimane là. Ma l'importante è da qualcosa che non fa scordare. Allora qui, ora, adesso non ti sto dando l'ora che ancora pensi in me stesso. Se poco fa, anzi tu mi scusa, sì che sta songa, che sta tenga e che sta taronga. La mia anima, Dio, la mia anima, na 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 na, Dio, na na na. Qui, ora, adesso, 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 qui, ora, baby, adesso. Che sta songa, che sta ronga e tua make-up chiuso. Caguerranga, vagananza, potescia, bella adesso. Per compagnia, giallo una nulla di achillata, na Winston adesso. E son contente, sta questo groove a me, ma basta tu. Che sta songa, che sta ronga e tua make-up chiuso. Caguerranga, vagananza, potescia, bella adesso. Per compagnia, giallo una nulla di achillata, na Winston adesso. E son contente, sta questo groove, na 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 na. Che sta songa, che sta ronga e tua make-up chiuso. Caguerranga, vagananza, potescia, bella adesso. Per compagnia, giallo una nulla di achillata, na Winston blu. E son contente, sta questo groove a me, ma basta adesso. Qui, ora, adesso, yeah. Qui, ora, adesso, na 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 na. Qui, ora, adesso, baby. Qui, ora, adesso. E ogni cosa può cagnare. Come tempo che passa e se ne va, e ogni cosa può cagnare. Come tempo che passa e se ne va. Grazie. Allora, nel frattempo che metto la base per il prossimo pezzo, vi dico questo. Io vengo da una cultura più che un movimento musicale, è anche un movimento, ma è più che altro una cultura, e si chiama la cultura hip hop. E nella cultura hip hop c'è questo comunicare, no? Con la gente, comunicare, il parlarsi, l'unirsi, il darsi amore e scambiarsi anche qualche energia. Quindi se tutto il teatro adesso risponde, oppure riuscisse a rispondere al mio oh 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 oh, sarebbe oh oh, nada voda oh oh oh, più forte oh oh oh, ancora oh oh oh. Perfetto, ci siamo, va bene. Via. Questo pezzo si chiama Pep Flow ed è un po' non vi sento, più forte, più forte, più forte. Sito Bell, musicultura.
La pila e la doppia pila, oh. E poi ci metti la camuta, che sono per l'hip-hop, hula. Muovo con lo stile hula hop, zumpa pure si stai zuop, tu attacca spade a liscia cuop. L'underground banzo, una garra votin da ogni canzone. E in da sto munne visualizzazione, sto guaglione te racconta zero finzione. N.A. in the place to be, lontana chi fu wannabe, mi faccio fatto me. Questione di punti di vista, di chi non è in lista, di brode sensista, di chi sa il traguardo quanto dista. E mi hanno detto che tocca correre perché chi si ferma è perduto e certi non aspetta te. Canta in canti in tani canti, ma sta piatta vacante. A me ma basta l'impianto e mo canta. Si pensa quanti voti e rafusa, danno fa, canta la, si pensa sempre sulla standussa che ha fatto una rasa. La, flocchiatto in azione, amore a profusione. O poche la, aspetta, mi rivedi il ritornello di sta canzone. La, com'era? Oh, dai da voto, oh, più forte, oh, ancora, oh. Sono mo Peppo, Mr. Freaky Fat Flow. One time for your blow, two times for your soul. Ancora. Sono perché ancora sta mezz'anna vi. Sono paparazza amica, family Yoshi. E scusami si parla vecchio, ma che sto mi piace fa, perdonami. Mentre cu vecchio ma fine sta. So sempre che lui scema, che cammina e parla libertà. E a botti fa cape mura, stu munna da sfunna bla bla bla. Chi le si porta niente, qua. Oh ma che non serve a niente, non fai per me. Si fai sulla bare, in fondo vita è facile e non continua a cappare. La colonna sonora si completa giorno in capo a giorno. E porta sta notte all'orno e poi spawn. Per oggi va bene così, stiamo a posto. Ultimo gocce nostro firmato Peppo a mostro. Si pensa a quanti voti e rafusa, danno fa, canta la. Si pensa sempre sulla standussa che ha fatto una resa. La, flocchiatto in azione, amore a profusione. O poche la, aspetta, mi ripeti il ritornello di sta canzone. La, yeah. Oh, nada vada, oh, nu vada, oh, one more time, oh, G, Peppo, baby, la, supa dupa Peppo, minchia che flow. Grazie. Perfetto. Grazie ancora per aver collaborato e avermi dato un po' di energia. Grazie. Ok, concludo questa mia esibizione con l'ultimo brano, forse quello più cantautorale, forse quello che più mi avvicina a questo contesto, a questo mondo. E ringrazio ancora chi mi ha dato l'opportunità di partecipare, di farmi scoprire questa nuova condizione, questo nuovo fatto, perché per me è un fatto nuovo. Grazie ancora a tutti, grazie a Musicultura, Peppo vi vuole bene. Questo pezzo si intitola Che stanotte. Na 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 yeah. Mezzanotte, una giorno va in porti, resta a sorti, in deccapate, cate coccole, in stile resort, cerca sta forte. Rinda sto munni fatta a pezzotta, faccia a cazzotta, pure se sembra più dura sta lotta. Rilotta mattina che già stai in maniera, non trova accendino e tu fai pigliare lo scler. 2 o 3 monetini, do cazzo una radiera. Che muove una mappina e se sa, pure la va, seria. I che giornate che schiarate, ricetto mamma santissima, a da passare nottate, zurdava l'illustrissima. Contraddizioni tipiche, chi viva che sti parte, perché sulla così si può annanza che sti parte ca. Aro non parte me che bastimento, ma se ne vanno per disperazione, parte fuori e meglio in mente. Petramenti resta calmi in ta tormenta, chi per la batteria che in aria vive e ne frammenta. Tanta vita è un attimo, un momento, che vada da fan grippare e vada da fare e sei contento. E va così, ogni cosa è relativa in ogni dove. Ti pare che tutto è fermo quando invece pur si muove. E gira il mondo, gira, certo tu non puoi far male, ma si modo può affannare, si può tendere a funnare, ma calma. Tema fratelli, vi scongiuro, mo ci vuole un break, torno subito, ve lo giuro.
che stanotte a Caravella vo viaggiare, tutte rotte vo cagnà cercando di esplorare e capire perché non può finire così, niente cagna rasi da sti papà non morire. E rieccoci in onda alla Veng da Red from Autovir, rinda sto flusso di inchiostro e passione, tu giura al B, sincere, ma dir, sta giornata non può far niente grida, si riga che comunque non vai ancora a dormire. È nata Winston piglia bere, pure stasera sto barbone pogno vere, fosse un momento passato barbiere, ma sincero mi fa fastidio, questo è quanto sto in da sta pallofoglia ma sfidata col suo guanti. Allora nata volta mi metto a scrivere, nata notte mi metto a scrivere, nata volta mi metto a ridere, sta fotta e per sopravvivere per non pensare malan. Mamma no, oggi non tengo genio in un casa rattacca lagna, sto che tre, sto ancora con sto caffè. La ci fatto bella, stritto stritto come piace a me. Gli ha che storia ancora più speciale, stesso posto, stessa cosa da ieri, ma oggi niente è tale quale. A fuori sto barcone, ogni fatto piglia spiritualità, ma una bussata st'incrocio, rompo silenzio cala fatta padrona. E subito è pronta a tornare più forte prima, tanta che si spiglia per la lucca. Era parecchio che non mi viveva sto momento, tutta mia la città mi pare scritta appositamente per me. A luna sa coc, so fornute botte, ringraziando a Dio è passata pure che stanotte a Caravella vo viaggiare, tutte rotte vo cagnà cercando di esplorare e capire perché non può finire così, niente cagna rasi da sti papà non morì, che stanotte a Caravella vo viaggiare, tutte rotte vo cagna cercando di esplorare e capire perché non può finire così, niente cagna rasi da sti papà non morì, che stanotte so partuto in voglia sta, ma che sotto pure perché non mi può fermare, sto su lì, la musica per compagni, tra un suono e nato guete sulla grazie di. Grazie. Grazie mille. Grazie ancora a Musicultura. Ok, io ho terminato la mia esibizione, vi ringrazio ancora una volta. Voi avete domanda? E questa è. Ecco, sono qui. Salve, buonasera. Come ti chiamo? Giuseppe? Peppe, io dovrei essere generazionalmente molto lontano dalla musica che fai, però mi è piaciuta. Grazie mille. Mi ha emozionato e mi ha fatto venire l'idea di chiederti una cosa. Mentre ci sono dei generi musicali nei quali tu componi, scrivi la canzone, eccetera, e poi quando esci, quando sei per la strada, in mezzo alla gente, quando fai la tua vita, nessuno potrebbe anche accorgersi di quello che fai. È difficile non identificare un rapper, non solo perché il rapper non è solo uno che canta o che rappa o che fa, ma è anche uno che si veste in un certo modo, è uno che vive in un certo modo. Sì, in determinati cliché, che però non sempre sono veritieri. Quello che volevo dirti è la specificità del tuo rap è che mi pare di scorgervi non soltanto un messaggio come talvolta è nel rap nero, arrabbiato, un messaggio disperato, ma è anzi un messaggio che napoletano... Di speranza, più che disperato. Ecco. E, questo mi fa dire, come sei approdato a scoprire che in te c'era questa anima rap e come la sposi, la tua napoletanità con questa anima rap? Io credo fortemente che questa nuova ondata rap sia molto molto simile a quella che fu definita come la rivoluzione del blues, no? Oppure la rivoluzione, la Napolitan Power, ovvero quella di Napoli Centrale, Showman e per finire non ultimo Pino Daniele e la Super Band. Io credo che questo nuovo flusso sia veramente una nuova rivoluzione ed è forse per questo anche che ultimamente si parla spesso di speranza, di sogni,
di cose da fare e da realizzare. Io il rap l'ho conosciuto e mi sono innamorato, appunto, me ne sono innamorato del rap da piccolino, da bambino. Non sono un assiduo ascoltatore di musica rap, ad essere onesto, cioè io ho diversi ascolti musicali, non per vantarmi o che, ma non mi piace restare settoriale o vincolato ad un solo genere. La musica è bella perché è bella, cioè perché è tanta. Cioè, in realtà, come si dice tante volte, non esiste genere, esiste musica bella e musica brutta, no? E anche il rap, secondo me, sta cominciando ad entrare in una categoria di musica bella, o perlomeno chi lo fa e chi ci crede sul serio la fa in un certo qual modo. Infatti non siamo più veramente incazzati, ecco. Cioè siamo arrabbiati, sì, ma forti e sicuri del fatto che possiamo far sentire la nostra voce anche in un contesto musicale diverso dal nostro. Prego. Ciao Giuseppe, sono Buonasera. qui al centro e volevo farti anch'io la domanda che ti ha fatto Marcello la mattina, però ne avevo anche un'altra e quindi ti faccio quest'altra. E riguarda proprio il groove che tu hai, che va oltre, secondo me, certi canoni di genere, è veramente trasversale, si unisce anche alle cose che dicevamo prima, cioè a non avere cliché all'interno di un genere. Esatto, no, ma io l'ho fatto apposta a dire questa cosa, faccio rap. Cioè proprio per evidenziare il fatto che secondo me i cliché ormai adesso sono superati. È bello vedere che quando capita spesso, no, che chiamiamoli generi per capirci, per usare una parola, che arrivano attraverso determinate vie, in questo caso in Italia, radicano, assumono dei tic nazionali, come dire, ma poi si liberano da quei cliché e cominciano cose nuove, sì. E questo lo stai facendo, secondo me, ma ho la sensazione che ti manchino anche dei musicisti veri intorno. No, in realtà è che al momento sono da solo, adesso sono da solo, ma sto già collaborando con una vera e propria band. Cioè sto cercando di risuonare le mie canzoni non in modo freddo e meccanico come può essere appunto un computer. Lo so che è stata una cosa abbastanza fredda e brutta anche a livello scenico. Lo capisco perfettamente, anche perché io sono un mangiatore di musica, a me piace molto la musica live. Piace vedere l'impatto del concerto, lo scambio di energia, appunto come dicevo prima, no? Anche tra chi suona e chi canta, è bello. E proprio per questo sto collaborando con degli artisti che secondo me sono tutti ragazzi validi, seri, e stiamo risuonando questo famoso rap. Ora voi direte: come fai a suonare rap con gli strumenti? Si fa. E non è solo funk, non è solo il semplice funk che uno può aspettarsi. Esempio in questo progetto, ovvero nel remake, chiamiamolo così, nel rifacimento di Sono un cantante di rap del mio disco, in chiave strumentale, stiamo cercando di tirar fuori dei groove non del tutto funk, appunto, cioè facciamo un pezzo che tocca le corde swing, facciamo un pezzo che è molto blues, facciamo un super reggae, un altro pezzo, non mi vergogno di dirlo, molto pop. Così, cioè è semplicemente libera espressione di quello che si sente e di quello che si fa. E sì, con gli strumenti si prende completezza, è vero. Grazie, c'è credo una domanda da parte di uno degli studenti della giuria di Camerino. Sì, eccomi, c'è un po' di rumore? Sì, al monitor. No, innanzitutto complimenti, insomma, Grazie bellissimo mille. rap, bellissimi testi. Mi ha colpito particolarmente l'ultimo, sicuramente dalle sonorità molto... Adesso, ecco, dicevo, sonorità molto particolari e marcati, insomma, bravissimo. Poi siamo Grazie. anche coetanei, quindi ci capiamo. No, mi chiedevo se... Ecco, cambio il microfono. Mi chiedevo se pensi che praticamente il dialetto valorizzi, insomma, esalti un po' i tuoi brani, e se hai mai pensato, o se l'hai fatto, insomma, anche di rappare magari in italiano, insomma, sarei curioso di saperlo. Sì, all'interno del disco un brano in italiano c'è. E adesso diciamo che sto cercando di scrivere in italiano, ma il problema è uno. Il problema è che noi napoletani, o perlomeno in questo caso parlo di me, più di una volta mi capita proprio di pensare in dialetto. Quindi se penso in dialetto, poi quando vado a tradurre una cosa si perde la magia, si perde la musicalità, si perde l'espressività, si perdono tante cose. Non ultimo l'esempio della traduzione che ho fatto di questi testi, no, che ho portato stasera. Se posso darti del tu?
se li leggi in italiano, questi testi non suonano fondamentalmente. Però in napoletano hanno questa cosa della parola troncata finale, del verbo, della congiunzione, era parecchio ca, che è un che, no? Era parecchio ca, non mi vivevo questo momento. Cioè questa cosa anche di mettere una congiunzione a fine frase, c'è più libertà di movimento, o perlomeno io avverto una maggiore libertà di movimento. Ciò non toglie che l'italiano ovviamente amplia il bacino di utenza, amplifica, non so come dire. E quindi sì, mi tocca anche tocca scrivere anche in italiano, però è un processo graduale. Io sono dell'opinione che ogni cosa ha il suo tempo. Se al momento mi trovo bene col napoletano, nulla sta a vecchio ma via nuovo. E quindi vado avanti con questo. È giusto, grazie. Grazie mille. Ciao. Buona serata. Grazie ancora. E adesso Erika Boschiero. Buonasera, ben ritrovati. È veramente bello tornare dopo 4 anni, ero qui 4 anni fa e anche 4 anni prima. Sono un po' come le Olimpiadi, ogni 4 anni ricapito. E quando così con la commissione ci è stata consigliata la terza canzone per questa sera, non sapevamo ancora che in questi giorni sarebbe accaduto qualcosa di straordinario, cioè la scoperta di queste straordinarie onde gravitazionali. E quindi ci sta particolarmente bene cominciare con Galassia Express. Fermo alla stazione di Milano, un treno sbuffa un po' di fumo che sale fra l'acciaio dall'ultimo binario. Chiama raccolta occhi e nasi e scarpe di vernice che scivolando tra i vagoni osservano chi resta sul marciapiede a guardare in su. Via si muove sulla ferrovia, col muso dritto contro vento, respira lento l'odore buono dell'utopia. Via, fino alla prossima stazione, chiamando tutte le persone col loro nome, queste salutano e saltano su. Tururu, tururu, tararara, tururu, tururu, tararara, tururu, tururu, tararara. Ecco che poi si stacca dai binari e punta dritto verso il sole dai finestrini, le bocche aperte guardano giù, danza la lunga danza dei pianeti, fermando tutti gli orologi raccoglie i sogni in un cestino di stoffa blu. Terra lontana e bella da guardare, è biglia azzurra che scintilla di mari grandi, di luci elettriche di laggiù. Ecco che quasi quasi si commuove, le stelle guardano sorprese, qualcuna ride, per questo brilla un poco di più. E non c'è nord, e non c'è sud, e non c'è oriente, e non occidente, e non c'è giorno che non finisca, e nessuna notte dura per sempre, e non c'è posto dove nasconderti. Ascolta e guarda e non dire niente, ascolta e guarda e non dire niente. Tempo dell'infinito ripartire, fissare dritto l'orizzonte che si avvicina mentre le nuvole vanno via. Tempo cullato e lento del tornare, poi tutti scendono dal vagone,
lui si riposa su un tratto morto di ferrovia. Tururu, tururu, tarararara. Tururu, tururu, tarararara. Tururu, tururu, tarararara. Tururu, tururu, tarararara. Grazie. Adesso invertiamo l'ordine che avevo pensato prima e quindi facciamo subito Caravambolero, che è anche la canzone che dà il titolo all'ultimo album che è uscito e che, se qualcuno di voi volesse, può trovare anche lì fuori. Quando l'aria è tiepida e la notte sta arrivando il circo nel paese, arriva lento e gli occhi si spalancano com'era da bambini. S'aspettava sera per i maghi ed i violini. C'è una ballerina che cammina sulla fune. Il pagliaccio dorme sopra 100.000 lune. Trapezzista vola sopra i nasi sollevati. Accarezza i sogni e il cuore. E la mia gente è bella, quando ride è bella. La mia gente è bella. La gente è bella, quando ride è bella. La mia gente è bella. Occhi bianchi, occhi specchi per chi sta a guardare. Per un applauso e nell'inchino a ringraziare chi portava in cuore pene grandi come il mare. Questa notte danza e forse ha smesso. La mia gente è bella, quando danza è bella. La mia gente
gente bella. La mia gente bella, quando danza è bella. La mia gente bella, quando ride è bella. La mia gente bella, si torna, si addormenta e sogna. La mia gente sogna. Grazie. E chiudiamo con una canzone d'amore, Papavero di Ferrovia. Io son papavero di ferrovia, tu treno veloce che vola via, carezza e un po' scombina. Io, il mare calmo, sorpreso da una tempesta che improvvisa fa gonfiar le onde a prua. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte si nasconde. Con le parole io ho sempre giocato, ora che ne ho bisogno non ho fiato e ogni sillaba muore. Un saluto alla stazione è un incavo di spalla a cui promettere una lacrima in partenza. La geografia di un corpo dà una vertigine nell'anima e non puoi più farne senza. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va giocato e a volte ti risponde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. Accanto ai canti che ti canto c'è amore, un posto solo per me e te, strappato all'avvenire. Un solo gesto da abitare e poi lascia cadere il buio sopra noi, che è tempo di partire. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Sapresti pari ed eccoci signori a voi, due ombre sotto i riflettori e noi sfumati nel vapore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. D'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte ti risponde.
Edu Ebling al basso e tutti gli arrangiamenti, Riccardo Bertuzzi alla chitarra, Eric Cisbani alla batteria, i miei fedeli compagni, che adesso saluto. Grazie. Ciao. Ciao. Bentornata. Grazie. Erika, io una delle cose che trovo personalmente interessanti e stimolanti di Musicultura è proprio il fatto di ritrovarsi ogni tanto. Quindi a distanza di tempo l'incontro con te si è ripetuto. Molto evidente è andata dritta per una strada, aumentando in maniera tanto evidente l'esperienza che hai, la coesione evidentemente con le persone con cui suoni, ti sei presentata qui in maniere diverse, ma quello che manca a noi, perché la musica parla da sé, quindi tu hai fatto in certi casi di quello che fai, ma appunto la musica è chiara. Quello che non è chiaro e che noi magari possiamo non sapere e che ti invito a raccontare al pubblico è che cosa hai fatto e come si è svolto il tuo percorso in questo periodo, perché so che tu hai suonato tanto e questo è uno dei doni della musica, che non è fare dischi soltanto, ma è suonare, molto semplicemente. La musica dal vivo è quello che rappresenta nella maniera più compiuta il fare musica. I dischi servono a fermare un istante. Cosa hai fatto? Un sacco di... Allora, ho fatto diversi spettacoli teatrali, quindi è nato uno spettacolo con un fumettista, per cui stiamo già da 4 anni conducendo questo spettacolo dove io canto, a volte accompagnata da loro, e c'è Paolo Cossi, che è questo fumettista molto bravo che disegna le mie canzoni. Poi abbiamo fatto uno spettacolo sulle leggende delle Dolomiti, che è la zona da cui provengo, con un attore. Poi ho costruito insieme a Tony Cercola, che forse qualcuno di voi conosce, un percussionista napoletano che è stato anche percussionista di Pino Daniele, credo abbia lavorato anche con Enzo Gragnaniello che è qui stasera. Insomma, abbiamo fatto uno spettacolo che si chiamava Sottosopra, quindi cantavamo le nostre canzoni, io a volte cantavo in napoletano e lui suonava le percussioni sulle mie canzoni in dialetto veneto, che stasera non avete sentito ma che fanno parte del mio repertorio. E poi sono andata avanti con i laboratori che faccio nelle scuole, quindi continuo in genere in primavera a condurre questi laboratori con i ragazzi con cui scriviamo canzoni, quindi lavoriamo sui temi della cittadinanza e della partecipazione attiva scrivendo canzoni insieme, è una cosa che mi sta appassionando moltissimo e che mi sta dando anche molto lavoro. E poi è nato Caravan Bolero, che comunque, per quanto sia solo un fermare un istante, è anche un gran parto, una gran gravidanza e tutto il resto, anche se stiamo già lavorando al prossimo, quindi un sacco di cose, direi. E mi sono tolta la frangia anche da allora, così insomma si cambia. Di tutto questo, che cosa ti soddisfa di più? È tutt'uno? No, è tutt'uno. Non riuscirei, in ogni cosa posso esprimere un aspetto diverso di me e credo che sia una delle fortune più grandi, per cui non saprei. Grazie Erika. Grazie a te. Senti, ciao. Senti, Ciao. io volevo appunto invece ricollegarmi tra le cose di cui parlavi al discorso dei laboratori a scuole, perché diciamo ti sei occupato, no, sostanzialmente negli anni '80, connotato, diciamo, prevalentemente di evasione, probabilmente no, per reazione al decennio precedente, il cantatore, eccetera. Dopo ci sono state altre fasi, ovviamente. Quindi mi domandavo, dal tuo invece punto di vista, il tuo osservatorio adesso, che da quello che capisco continui a portare avanti da un po' di anni, che correlazione c'è appunto fra la coscienza, fra la presa di coscienza e il rapporto con la canzone d'autore nelle giovani generazioni, nei più giovani? Allora, la canzone d'autore è praticamente sconosciuta ai più giovani, questo è un dato di fatto, possiamo starci molto male, ma è così, cioè a meno che qualcuno non abbia lo zio o il papà appassionato di De André o di qualche altro cantautore, difficilmente i ragazzi, parliamo di elementari, medie e primi anni delle superiori, conoscono la canzone d'autore.
quello che passa di canzone civile, sociale, passa in genere attraverso il rap, che li appassiona molto. Il resto sono canzonette o comunque insomma pop radiofonico di quello che conosciamo bene. Per cui in realtà è molto bello far scattare in loro, in chi non ha questa esperienza, il mettersi alla prova con la canzone d'autore, invece in cui possono, che a loro non va bene, sarà il loro, ne troveranno altri, però se non altro si misurano con questo, insomma, aiuta. La mia non è una domanda, è una totale adesione al genere che hai frequentato e che frequenterai, mi auguro, che è proprio la canzone d'autore, abbia un nuovo futuro, il famoso ricorso storico, perché non può non averlo quando è frequentata appunto da artisti come sei tu. Quindi la mia è un augurio che possa in qualche modo riuscire di nuovo a interessare una fascia giovanile che poi canzone d'autore vuol dire tutto e niente, perché la canzone d'autore è anche quella di Pallavicini e Bardotti, voglio dire, non è necessariamente quella di De André o di Paoli. Però ecco, volevo sottolineare il fatto che la tua scelta, oltre ad essere professionale e a dimostrare una grande bravura nel proporre il repertorio che proponi, è anche una scelta coraggiosa di questi tempi. Grazie. Va bene, a posto. A posto. Grazie. Ciao. Dunque, ci ha comunicato adesso il nostro ufficio stampa da Sanremo e mi sembra giusto informarvi che il primo classificato delle nuove proposte, Francesco Gabbani, ha vinto con una canzone di Fabio Ilacqua, vincitore di Musicultura del 2007. E Chiara Dello Jacopo, che l'anno scorso ha vinto a Musicultura il premio della critica e della migliore interpretazione, si è classificata al secondo posto e ha vinto il premio della critica. Allora, gli applausi fanno piacere, ma fa piacere anche se nel foyer vorrete comprare i CD dei ragazzi che vi sono piaciuti stasera. È un'occasione per incontrarli anche in questo modo. Ricordo che è disponibile anche, si può anche nel foyer prenotarsi per i prossimi appuntamenti di Musicultura, cioè la presentazione dei finalisti e poi le serate finali di giugno all'Arena Sferisterio. Quinta proposta della serata, quinta e ultima proposta per quanto riguarda gli artisti in concorso. Diamo il benvenuto a Contraband. Buonasera a tutti, il primo brano che andremo a fare si intitola Le rondini. Un momento che c'è un'interferenza, vediamo prima di partire.
Lo facciamo apposta anche per mettere a prova i vostri nervi in tutti i sensi. Ho imparato dalle rondini a partire e poi tornare. Io sul banco della scuola, con il cuore sul cortile, mi scoppiava dentro il mondo per un'ora di pallone. Tutto proprio come adesso, mentre canto una canzone. Ho imparato che è importante aver voglia di imparare, che è più magico stupirsi che aver fretta di stupire. Da un amico che ho tradito, com'è bello perdonare, e che il cielo capovolto fa la musica del mare. Ho imparato da mia madre a dare senza nulla in cambio, che se sembra sia finita basta fare un giro tondo. Da una donna che ho scopato com'è dolce far l'amore, e dall'ultima che ho amato che l'amore può finire. E se poi per caso il caso prende a botte il tuo destino e le nuvole del mondo ti cancellano il sereno, ti rimane la certezza della musica di un piano, e la volta che da sola vale tutte le altre volte. La pioggia non fa più rumore del cuore che batte, del cuore che batte. Ho imparato che la notte scende a patti col mattino, che si inseguono nel vento senza prendersi per mano, che anche l'alba ed il tramonto sono in fondo come siamo, ma che il bello di ogni volta è che è sempre un giorno nuovo. E se poi per caso il caso prende a botte il tuo destino e le nuvole del mondo ti cancellano il sereno, ti rimane la certezza della musica di un piano, e quel bacio che da solo vale tutte le altre stelle. La pioggia non fa più rumore del cuore che batte, del cuore che batte. Di cantare di un bambino, dai suoi occhi e da un sorriso ho potuto alzarmi in volo, che alla fine di ogni viaggio si può sempre ritornare, e che le rondini lo sanno, che il mio cuore è sul cortile. Grazie, avete ascoltato Le Rondini. Adesso passiamo al prossimo brano e si intitola Amore Mannaro. Ho voglia di andar via da una promessa inutile, dai trucchi delle favole, da quel che sei. Ho voglia di andar via dal non avere regole, dai rovi delle fragole, da quel che fai.
Avessi un desiderio chiederei di non volerti, perché lo sa anche il cielo che la fregatura amarti. Avessi un pomeriggio che resti ad ascoltarmi, sapresti che coraggio ci vuole per amarmi. Ma amore, 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 al cuor non si comanda, ti trova la risposta, ma inventa la domanda. Mannaro come un lupo che cambia con la luna, ti sembra che è finito, ma torna come prima. Ho voglia di andar via dalle lenzuola in ordine, da questa storia semplice, incomprensibile. Ho voglia di andar via da come sembri fragile, che vivi tra le nuvole, irraggiungibile. Avessi un desiderio chiederei di non averti, perché inseguirti in sogno è il bello di afferrarti. La musica è un silenzio che resti ad ascoltare, il dolce dell'assenzio che uccide di piacere. E amore, 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 al cuor non si comanda, ti dà la sua risposta, ma sposta la domanda. Mannaro come un lupo che cambia con la luna, ti sembra che è finito, ma torna come prima. Grazie. Siamo? L'ultimo dei tre si intitola Il cielo sopra il mondo. Chanter, danser sur les toits du monde. Chanter, danser. Il cielo sopra il mondo come un ghirigoro, sembra un disegno inutile, invece non è vero. Lo diamo per scontato ma è un capolavoro. La forza delle nuvole che esaltano il sereno. Il cielo sopra il mondo, fiume di pensieri che gireranno il mare e poi sono saliti su. Non puoi vedere il fondo, toccarlo con le mani. Domani il cielo è là, dove vuoi andare tu? D'improvviso lo riempi un amore, cambia il vento e non trovi le parole. Hai paura che quasi fa male, ma c'è il cielo per ricominciare. Chanter, danser, sur les toits du monde. Chanter, danser, sur les toits du monde. Chanter, danser, sur les toits du monde. Chanter, danser, sur les toits du monde.
cielo sopra il mondo, un filo di emozione. È come un foglio azzurro e tu hai la biro blu. Non conta il bal tramonto, il torto, la ragione. Amore che cominci non aspettiamo più. Il cielo sopra il mondo, tu lo cammini in volo. Ma resti a domandarti sopra che cosa c'è. Se musica a sua volta pesa un altro cielo. Se invece non c'è nulla, il nulla poi cos'è? Sei bella che nemmeno potevo immaginare. Che a volte ho le parole ma non le riesco a dire. Che ti racconto tutto, perfino le paure. Ma non ho più paura da quando ci sei tu. Chanter, danser sur les toits du monde. 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 Il cielo sopra il mondo, io non lo so capire, ma una pretesa assurda che lui capisca me. È una preghiera e pioggia che poi dal basso sale, è sole quando inverno e sole non ce n'è. Grazie. Ciao Contraband. Buonasera. Sono qui al centro. Non ho necessità di fare una domanda, ma ho la voglia di dichiarare la mia sensazione. Voi sapete che in Inghilterra, o nel mondo anglosassone, insomma, dove il rock, un certo suono è nato, si parla di frontman per la persona che normalmente sta davanti al palco. Sei tu, Nicolò. E ti va riconosciuta la capacità di essere frontman. Questa è una cosa non semplicissima in Italia, ci sono pochi frontman, ci sono poche persone, soprattutto alla vostra età, che sanno stare sul palco con autorità, sapendosi muovere, sapendo cantare, sapendo gestire la voce. Tu lo sai fare e ti faccio i complimenti. Grazie, grazie mille. Questo lo dico senza sminuire naturalmente la partecipazione degli altri, perché siete gruppo e si vede, però tu stai davanti e si vede. Grazie mille. Io volevo chiederti o chiedervi, perché la risposta può arrivare anche da altri del gruppo, se vi state rendendo conto, cioè se la struttura di una stessa canzone scritta in studio e poi proposta in pubblico cambia, nel senso che un ascolto senza un live e la stessa canzone proposta in live non possono avere richiedano come due strutture diverse, se state ragionando anche su questo. Sì, la domanda la possiamo rispondere con il tempo che passiamo in sala prove ad arrangiare il pezzo. Chiaramente adesso noi non abbiamo un provino di questo pezzo, che abbiamo dei pezzi, scusate, che li abbiamo mandati, no, a Musicultura tramite mail. Gli arrangiamenti li abbiamo curati in sala prove e quindi chiaramente abbiamo fatti suonare in maniera diversa, perché ci sono stati degli strumenti che non abbiamo potuto portare, perché le basi dell'elettronica, per esempio, tutte cose che danno colore al pezzo non le abbiamo portate, ma per nostra scelta abbiamo deciso di sostituire nel secondo pezzo Amore Mannaro
il flauto dove Ludovico ha suonato nelle rondini del primo pezzo, l'abbiamo sostituito con la fisarmonica perché Ludovico in quella parte suonava il piano. Sono troppi strumenti, abbiamo dovuto fare questa scelta. Chiaramente un ascolto del disco, quindi quando siamo in macchina oppure lo ascoltiamo sullo stereo, nelle casse di casa, no? È un po' fredda, no? Come cosa rispetto ad un live. Noi live puntiamo molto all'energia e vogliamo trasmettere quello che suoniamo e quello che percepiamo noi sul palco. Infatti dico sempre quando andiamo a suonare in giro, il concerto non lo facciamo solo noi ma lo facciamo insieme al pubblico e la musica si fa sempre insieme perché c'è questo scambio di energia. Quindi gli arrangiamenti li abbiamo fatti un po' diversi chiaramente dalla versione di come andrà sull'album, no? Allora, ti ringrazio, forse c'era una domanda da parte della giuria di Camerino. Sì, se funziona, eccoci. Allora, buonasera, innanzitutto complimenti a tutti, bravissimi. Grazie. La mia domanda riguardava un po', insomma, le melodie affiorano in maniera molto facile, molto, molto bello, ma nell'ibridazione che voi fate, no, tra folk e rock, quale tra questi si sente meglio nell'ibridazione, sento il ritorno, nel miscuglio, no, che voi fate tra folk e rock, quale tra di voi prevale? Qual è una delle due, tra questi due generi che va più per la quale? Ecco. Ok, penso di rispondere un po' per tutti e 5. Noi usiamo sonorità folk. Ciò non significa che facciamo musica tradizionale per fisarmonica e neanche rock, ecco. E neanche per esempio lui la musica scozzese, che non abbiamo portato un brano con la cornamusa, ma non abbiamo mai scritto pezzi di musica tradizionale, popolare, scozzese, irlandese, neanche riarrangiata rock. Quindi la risposta a questa domanda è nessun genere di due prevale sull'altro. Noi veniamo certamente da ascolti diversi, ognuno da una scena diversa. Per esempio io ho ascoltato rock, il folk da quando ero piccolo, con mio cugino, il chitarrista Giacomo, e quindi il batterista Federico fa ascolti jazz fusion, no? Tu vieni dal metal e poi piano piano ti abbiamo convertito in questa cosa. Quindi non c'è un genere che prevale sull'altro. Folk restano le sonorità, fisarmonica, flauti irlandesi, e il rock la componente ritmica. Ho capito, grazie. Allora, l'unica cosa che ancora vi manca è l'inchino tutti insieme. No, infatti stavamo facendo delle prove in camerino, dico ma l'inchino si prova, pensavo che ci fossero altre domande, quindi ecco, adesso vi ci salutiamo, siamo gli ultimi. Grazie. Grazie, ciao. Adesso, come sapete, ci prepariamo a un momento particolare e abbiamo ascoltato tutti e 5 le proposte di questa sera. Al termine della serata noi della commissione d'ascolto diremo il nome della performance, dell'artista che ha fatto la performance che più ci ha impressionato e voteremo anche, anzi voterete tutti insieme per la proposta della serata che più è piaciuta a voi. Ma prima, come sapete, è molto atteso l'intervento qua di un artista che siamo molto molto contenti abbia detto sì al nostro invito. Parlo naturalmente di Enzio Gragnaniello,
perché è un poeta, Enzo Gragnaniello, che con grazia e doti quasi sciamaniche riesce attraverso la canzone a toccare delle corde che ci sono stanno in ognuno di noi, ma che a volte non facciamo vibrare. E lui con le sue canzoni e con la sua storia di uomo ci riesce. Enzo Abitabile, scusate, Enzo Gragnaniello, l'anno scorso era Enzo Abitabile, che ho sentito ieri al telefono, per questo. Mi scuso Enzo, però l'artista è sempre un artista. Buonasera. Enzo è un grandissimo amico mio. Poi lui è un musicista che ha suonato 30 anni con Abitabile, Piero Gallo. 30 anni. L'importante è che non hai fatto un altro nome. Quando è bella sto sola, trasa rinde e viene dentro cuore, mentre vaga a faticare, sento solamente la voglia di scarfare. Non mi importa il lavoro e nemmeno il padrone, ma comanda solo ma comanda solo ma comanda solo per due posti innamorati, per tappare questa giornata, ma una cosa già trovata. Ma una cosa già trovata la verità. Quando è bella sto sola, non c'è sta tesoro, meglio sto calore. Come coce sta voce, canta meglio il rumore sti catene. Non mi importa il lavoro e nemmeno il padrone, ma comanda solo ma comanda solo ma comanda solo quando è bella sto sole, trasa rinde e viene dentro cuore, mentre vaga a faticare, sento solamente la voglia di scarfare. Ma comanda solo 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 Buonasera. Io sull'erba cattiva e stai certo non moro. Sono nato pulito in dall'aria tu dica, ma non vuoi sentire. Io sull'erba cattiva
e stai certo non muore. Sto sempre aspettando che passano a fronte e mi viene a trovare. Io non sento nessuno, io non vedo che non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Io non sento nessuno, io non vedo che non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Io non tengo a nessuno, sono che l'erba gramigna. Sono attaccato a sto muro, sto pieno di paura, non posso alluccare. Sto aspettando la tempesta che mi porta lontano, che mi porta lontano, 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 lo posso campare. Io non sento nessuno, io non vedo che non parlo. I pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Io non sento nessuno, io non vedo che non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Io non sento nessuno, io non vedo che non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Io non sento nessuno, io non vedo che non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Io sono l'erba cattiva e sta certo non muore. Sono nato pulito, in dall'aria tu dico, ma non vuoi sentire. Io sono l'erba cattiva e sai certo non muore. Sto sempre aspettando che passano a fronte e mi vengono a trovare. Na, 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 na. Poi vorrei adesso ricordare una grande artista che non c'è più, Mia Martini, e canterò una canzone dove lei ha solo partecipato, però ne ho scritto tante a lei. Rose, tutta la notte sotto il lampione, senza mai vendere il mio cuore. Io ti ho lasciato senza pagare il tuo pensiero, quello di volare. Rose, io non capivo quando parlavi, io non sentivo le tue parole, pensavo solo a toccarti il seno, quello sul tuo petto dove vive un cuore grande così. Rose, la notte è fredda e si accende il fuoco, nelle tue vene brucia ancora amore. Rose, rimane ancora sotto il lampione, io sto arrivando a portarti un fiore. Rose, racconti a tutti cos'è l'amore, quello pagato soltanto a ore. Racconti come si trema a letto, quello senza notte, quello dove non c'è la luna.
può sognare campi di frutta senza pagare, la ferrovia con il suo treno che ti porterà a casa. Ti senti stanca ma sei contenta, ti sei confusa ma non fa niente. Quando ti svegli non è più sera ma sarà primavera. Grazie. Piero Gallo. E poi voglio ricordare anche un grande cantore del sud, Roberto Murolo. Scinna con me, vanno mare a trovare, che la non t'anima a vieni con me e comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare, che ci invonne paura, sta cercando e ci impara. Come si fa a da dormiente all'anima che vuoi volare, se tu non scendi in fondo non lo puoi sapere. No, come si fa a te pigliare soltanto male che ci sta e poi lasciare sto cuore solo miezza vita. Saglia con me e comincia a cantare, si mi nota dall'aria da. Senza guardare, tu continui a volare, mentre il vento ci porta là. A dove ci stanno le parole più belle e ti pigli per te imparare. Come si fa a da dormiente all'anima che vuoi volare? Non scendi in fondo non lo puoi sapere. No, come si fa a te pigliare soltanto male che ci sta e poi lasciare sto cuore solo miezza vita.
misteriosamente si è acconciata sta giornata. Steve con pensiero che tu non tornavi più. Ma in un momento si è cagnata la situazione. T'ha già vista meglio sotto la luce chi sta amore. Guarda che sto cielo come azzurro in quella nuvola. Ma se non è amore sotto il nuvola ci fa campare. O tempo passa e ci fa chiagnare. Lavammici tutte sti maschere che abbiamo. Dicimmo ciao, se io per caso conosci, parlammici prima che se ne traso su. Innamoratamente sto attaccato al sentimento. Come fosse niente, ma mi trovo sola e dentro vento. Guarda che sto cielo come azzurro in quella noia. Ma se non è amore sotto il nuvolo ci fa campare. Ma amici, o tempo passa e ci fa chiagnare. Lavammici tutte sti maschere che abbiamo. Dicimmo ciao, se io per caso conosci, parlammici prima che se ne traso su. I volessi diventare un albero rosa per te fa sentire l'odore che sta amore. I volessi diventare un poco sole per te fa sentire il calore e che sto bene. I volessi diventare un poco vento per trasicare la forza dentro la bocca tua. I volessi diventare con il mio silenzio per poter sentire tutti i respiri tuoi. Vasami, perché stavolta vasami, gridami o non ti cerchi più. I
volesse diventare polline vaso per poter carengo per i capelli tuoi. Chi volesse diventare magari suono per te fa suonare che tu mi cerca a me. Vasami, perché stavolta vasami, credimi, o non ti cerco più. Vasami, l'ultima volta vasami, credimi, o non ti cerco più. Credimi, o non ti cerco più. Grazie. Beh, non è facile tornare adesso alla realtà. Grazie davvero a Enzo Gragnaniello e chiudiamo la serata con l'assegnazione dei 2 riconoscimenti che, ricordo, non implicano di per sé il passaggio nella rosa dei 16 finalisti. Per l'assegnazione del premio Un certain regard, che assegna la commissione d'ascolto qua di Musicultura e che premia non tanto la canzone ma la performance che ci è sembrata più meritevole, vorrei invitare sul palco un compagno di viaggio, un appassionato di musica, un sostenitore e un motivatore speciale, che è anche il sindaco di Macerata, Romano Carancini. Non sono riuscito a fare il selfie con Gragnaniello. Buonasera. Abbiamo interrotto il selfie? No, non sono riuscito, mi chiamavi. Non credevo, tutti quei complimenti non credevo fossero per me. Ora, credo che aspettiamo questo. Canto, no. Qui con la base non si può cantare. Tanto così per... Comunque se vuoi, tu rischi il Stasera pericolo. sono raffreddato, magari una prossima volta. Sto scherzando, insomma. Devo venire a prendere? E chi annuncia? Bisogna che tu ci annunci il nome del vincitore. Quindi abbiamo anche il vincitore. Allora, vince, diciamo, si aggiudica al gradimento del pubblico in questa prima serata? No, questo non è il gradimento del pubblico. È un'altra cosa. Un certain regard, miglior performance che ha valutato la giuria. Esatto. Vince, prendo la cosa, così facciamo sorrisi. Lavoro durissimo stasera. Tale che chiedo di arrivare sul palco. Dove sono? Anche loro erano con i selfie, secondo me.
Eccoli qua! Hai visto? Stanno arrivando. Aspettiamo gli altri, Siamo tanti, Quest'anno insieme alla targa, sia per quanto riguarda il premio Uncertain Regard che per il premio del pubblico, abbiamo pensato a dei cadeau, piccoli cadeau che arrivano dalla città e dal territorio. Arrivano. Siete tanti, eh? Non ci credevamo. Intanto... Qualcuno è andato a casa. No. E direi che da un certo orario in poi onoriamo i presenti. Onoriamo i presenti. Grande applauso a Uncertain Regard Talè. Premio con una targa. Prego. E l'altro è, eccoli qua, tutti gli altri, amici nostri. E l'altro è una pubblicazione del nostro teatro Lauro Rossi che l'amministrazione comunale dona. Fate una foto pure a me insieme a loro, eccomi qua. Grazie. Bravissimi. Grazie. È fatta. È fatta, grazie, Grazie al scusate, buona sindaco serata. Tarancini. Avanti tutta. Adesso ci organizziamo per il vostro voto. Vi faremo di nuovo scorrere le foto dei protagonisti della serata in modo tale da memorizzarli. Numero 1 sul vostro dispositivo di voto Talè, numero 2 Kitchen Machine, numero 3 Peppo, numero 4 Erika Boschiero, mi piace questo po'. Numero 5 Contraband. Vi ricordo anche che per poter funzionare il vostro dispositivo va attivato e lo si fa premendo uno qualsiasi dei tasti sulla facciata. Siete pronti? Allora, 3, 2, 1, 30 secondi per votare. Via. Mi sembra che molte voci dicano errore. Allora chiedo vincono i contrabband, Lei deve entrare? No, devo Allora, per premiare i contrabband stasera ci è sembrato giusto invitare sul palco uno spettatore che qualsiasi manifestazione desidererebbe avere, perché ogni festival, il giorno dopo il termine del festival, sto cercando nel frattempo un foglio dove mi ero presi degli appunti, il giorno appena terminato il festival riceviamo una telefonata da lui dove ci chiede i biglietti per l'anno successivo. Il signor Marziano Margarucci, prego di salire sul palco per premiare Contraband con un soggiorno di 2 notti per 2 persone a Macerata presso l'Hotel Arcadia e relativa cena presso il Casolare dei Segreti di Treia. Proprio loro questi di qua. Congratulazioni. Foto di rito. E vi saluto. L'appuntamento
è a domani sera alle 21. Per chi non ama il calcio e non guarda Sanremo, ci troviamo qua. E direi di partire con la sigla di chiusura. Buonanotte a tutti, grazie.